a Chioggia? Beh, innanzitutto io credo debba essere riconosciuto che in questi ultimi anni la Confesercenti e il Cescot Veneto sono stati in grado di diciamo, trasferire importanti e se non importanti comunque significative risorse attraverso i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo in questa località. Finanziamenti e progetti che sono legati a quella che è la vera sfida che le imprese e i territori devono affrontare, e cioè la qualità, la professionalità, e tutto questo si ottiene solamente attraverso la conoscenza e il sapere. E quindi il tema della formazione, troppo spesso sottovalutato in generale, molto spesso, e lo dico anche con molta franchezza, sottovalutato anche da parte del mondo dell'impresa, requisito invece essenziale per affrontare le sfide che abbiamo di fronte, che sono sfide molto difficili. Non solamente per un fatto contingente, ma che ormai è diventato un fatto strutturale della crisi economica e quindi con le ricadute negative che abbiamo soprattutto della domanda interna, ma anche perché località come questa, che vivono soprattutto di turismo balneare, vivono una concorrenza e una competizione che, come sapete, è mondiale. E quindi che cosa distingue ovviamente e su che cosa si gioca la competitività del futuro? Beh, innanzitutto ovviamente dall'accoglienza dei luoghi, e qui il ruolo che svolge l'amministrazione comunale per rendere questa località sempre più riqualificata, perché il tema della qualità dell'ambiente, della qualità dei servizi, l'accoglienza in generale è uno dei grandi temi sui quali si gioca ovviamente la competizione tra territori. Ma dall'altra parte c'è anche la qualità delle strutture, la qualità dell'accoglienza delle imprese, e cioè tutti quei requisiti che sono assolutamente oggi importanti, ed è per questo che è importante la formazione. Come è importante conoscere i nuovi canali, i nuovi modi di comunicare, che sono in continua evoluzione, e quindi anche qui bisogna conoscere, bisogna sapere. La formazione serve proprio a questo, e io credo l'aver organizzato in questi anni parecchi momenti formativi con tante imprese qui di questo territorio abbia in qualche modo contribuito ad accrescere ed arricchire queste conoscenze e queste professionalità che sono, come dicevo, assolutamente importanti. Tenendo anche conto che questa è una località che non sfrutta fino in fondo, diciamo, tutte le opportunità che ha, perché io ricordo spesso che Chioggia, diciamo, ha un insieme di elementi di forza che sono davvero straordinari. Da una parte, diciamo, il mare, spiaggia-mare, dall'altra parte la città d'arte. Cioè mettere insieme queste due cose è assolutamente un elemento straordinario sul piano della competizione. Pensate che chi non ha queste opportunità, molti litorali, nella loro promozione dei territori presentano, diciamo, delle offerte dell'entroterra dove bisogna fare 10, 20, 30, 40 chilometri per trovare queste opportunità, che qui invece stanno a qualche chilometro di distanza dal litorale. Quindi probabilmente fino ad oggi anche Chioggia, ma come altre molte località, non è riuscita a utilizzare, uso il termine, a sfruttare fino in fondo queste opportunità che ci sono.
Poi ci sono alcuni elementi di debolezza che si sono manifestati anche diciamo, nella classe imprenditoriale, ma più in generale nel sistema di rappresentanza istituzionale di questa località, che anche qui è un segnale che va colto, al quale dobbiamo porre rimedio in modo molto veloce. Il primo, facendo riferimento proprio alla legge regionale. Qui non siamo stati in grado di costituire l'OGD, e già questo è un primo elemento, va bene, che in qualche modo denota una incapacità di un sistema di organizzarsi attraverso gli strumenti che sono necessari e indispensabili, che vengono forniti dalla legge. La seconda, non abbiamo costituito e non è stato costituito il consorzio di promozione turistica. È un po' difficile competere se non c'è lo strumento che ti permette di vendere e di proporre il prodotto all'estero. È come se chi fabbrica il più bel telefonino al mondo, se poi non ha la rete commerciale, se lo tiene in tasca, insomma, se lo tiene lì. Allora, l'OGD da una parte che metti insieme accoglienza e promozione, che anche qui ad oggi non ha trovato una risposta, perché voi sapete che con la chiusura delle province sono state cancellate anche le vecchie aziende di promozione turistica, e c'è un grande problema che riguarda tutto il Veneto, ma è più sentito ovviamente nelle località balneari, dell'accoglienza, degli uffici di accoglienza e di informazione che devono essere dati ai turisti quando arrivano nella località. E qui una risposta ancora non è stata data, ed è un po' insomma difficile pensare che una località non abbia un ufficio di accoglienza dove i turisti si possono rivolgere per avere un minimo, diciamo, di informazione. E dall'altra parte, come dicevo, il problema della costituzione del consorzio di promozione turistica e quindi di commercializzazione. Beh, guardate che nel turismo, quando manca accoglienza e manca commercializzazione e promozione, potremmo dire che manca un po' tutto. Sì, rimane la località, rimangono i bravi operatori, rimane tutto quello che volete, ma se non c'è accoglienza e se non c'è promozione e commercializzazione, mancano due grandi requisiti, va bene, sui quali gira gran parte ed è concentrata gran parte dell'attività della legislazione, sia regionale nostra, ma più in generale di tutte le regioni. Accoglienza e promozione. Noi qui a Chioggia non siamo stati capaci di né fare né accoglienza né promozione. Quindi invito che faccio alle istituzioni di farsi carico un po' di mettere insieme tutti quei soggetti che fino ad oggi non sono stati capaci di mettersi assieme, perché il problema è questo, cioè le classi dirigenti anche di questa località e i rappresentanti del mondo associativo, se sono classi dirigenti, devono avere la capacità di superare quegli elementi di divisione, di personalizzazione, insomma, di tutte quelle cose che non fanno il bene della città e delle imprese. Da parte nostra, da parte di Confesercenti, noi abbiamo sempre invitato tutti gli altri nostri colleghi del mondo associativo di superare questi elementi di divisione, perché riteniamo non siano assolutamente utili, va bene, per il lavoro e per le imprese di questo territorio, per il ruolo e le funzioni che questo territorio deve svolgere. Quindi queste sono un po' le considerazioni che vi voglio fare in modo anche molto, se volete, anche molto diretto, ma è bene insomma che ci parliamo con il linguaggio della chiarezza. Ribadisco però questo aspetto finale, concludo, che ritengo davvero importante, che qui a Chioggia in questi ultimi anni sono arrivate diverse risorse che noi abbiamo utilizzato per la formazione delle imprese, e questo, se permettete, è un motivo
di vanto e di orgoglio, e spero che questo ci sia in qualche modo anche riconosciuto e venga apprezzato da parte del mondo imprenditoriale.